Giocattoli anti-stress parte 3. Allora, abbiamo questo luau, non è un semplice, normale luau, ma guardate un po'. Voi con questo luau potete fare di meglio, potete anche girarlo, ma non così, lui girerà da solo, perché è super comodo, tu scriverai e lui girerà sul tuo corpo, si fermerà da solo, tu scrivi sulla scrivania, è come fosse un braccialetto gigante che si fa, e tu puoi anche farlo scomodare e anche il delizioso sapore di caramella. Poi questo non semplice, normale, l'hop fa di tutto, anche se non fa male sul collo. Tranquilli, ma sul collo lui è un po' difficile da girare. Capito? Quindi sulla mano lui gira da solo. Guardate. Potete vedere? Guardate, io ho la mano ferma. Cioè, voi credete che sia possibile? Ma è possibile. È possibile, voi potete vederlo su... E certo, ovviamente, cioè. Poi abbiamo un altro giocattolo anti-stress. È un giocattolo grande quanto il vostro corpo. Questo non è un semplice pallone normale che tu lo butti questo pallone perché è grandissimo, che tu lo butti. Voi mi dite, ma con questo noi lo buttiamo così, come fosse un ruolo di una bomba. Ma non è così. Questo cosa fa? Voi potete anche andarci sopra come niente fosse. Voi ci andate sopra e vedrete che questo salterà molto in alto e sarà un non semplice, ma questo salta molto in alto. Non ci credete? Voi non ci credete? Questi strani oggetti che è impossibile che esistono, perché un laop non può girare da solo, se no sembra che c'è un fantasma, e un palloncino non può saltare in alto perché non è neanche un trampolino. Vi chiedete, ma non sono cose stravaganti, strane e impossibili da esistere, sono giocattoli anti-stress che voi potete usare tutte le volte che siete antistressati oppure nelle volte che volete, perché non sono dei semplici normali giocattoli. Vedrete come giocherete in questo grande palloncino, capito? Ciao!